Buongiorno a tutti. Allora, prima vi leggerò tre poesie. Sono tre poesie che hanno per soggetti delle persone ordinarie, comuni, gli ultimi d'Italia, che però sono stati i primi, quella generazione che è nata intorno agli anni *20, che ha attraversato la seconda guerra mondiale e che ha ricostruito l'Italia. La generazione, questo brusio, questo fervore di lavoro è stato avviato proprio da quella generazione che poi, per paradosso, adesso io vivo vicino alla casa dell'Elettrodo, si sta avviando in massa proprio in questi luoghi, in queste sale d'aspetto, queste sale d'attesa della morte. La prima poesia che vi leggo si intitola I vostri nomi. Ieri sono passato a trovarti, papà. La luce in questi giorni non è tagliata dall'ombra. Negli alberi senza vento c'è l'odore secco dell'aria. Per come posso, ti ho portato il racconto dei temporali, l'odore d'inverno sulle tempie. A Chiusaforte è nevicato, nevica sempre, le fontane sono ghiacciate. Penso, per qualche momento, che tu sia ancora lassù, ad accatastare legna con cura, e non in luoghi come questi, la casa di riposo con la pista per le bocce, dove state raccolti come le foglie nel parco, uniti nell'attesa, lontani dalle città assediate. Dicevate domani, dicevate questo è il figlio, e con il silenzio del fischio nella bufera i vostri nomi sono andati via. Voi che siete stati popolo e ombra, remissione e forza. Il tuo nome, papà, è quello di Bruno, che non era un antilope e tirava sassate al pettirosso sul ramo più alto, o quello di Giordano, o quello di Cesare, o quello di Alfredo, l'artigliere, o quello di quelli che come te sono stati bambini che hanno detto domani. E adesso non è troppo dire quanto poche sono le foglie cadute sui giorni di novembre per dire cos'è l'inverno negli occhi mentre viene. Tutto il poco possibile è qui, nei vostri corpi piegati come l'ulivo, sulle vostre facce di monete graffiate, in questo spazio, in questo tempo, confusi come il cielo e la terra quando nevica. E se c'è un'uscita, papà, anche se non posso dire domani, la sua luce sulla soglia e questo stare dei tuoi occhi dentro i miei, questo pensarvi vivi, liberi e scalzi, le tasche piene di sassi, la memoria di voi che trema in noi, come una stella incoronata di buio. Questa poesia invece si intitola Parole povere, fa parte di un'epica umile, l'epica di Chiusaforte, che pian piano negli anni si è stratificata nella mia persona e ha per particolarità, poi vi leggerò ombre, il fatto che è come se colui che dice io è come se avesse una telecamera in spalla, va ad altezza d'occhi, è in mezzo agli altri e dice degli altri. Uno in piedi conta gli spiccioli sul palmo, l'altro mette il portafoglio nero nella tasca di dietro dei pantaloni da lavoro. Una sarchia la perla magra di un orto in salita, la vestaglia a fiori tenui, la sottoveste che si vede quando si piega. Uno impugna la motosega e sa di segatura e stelle. Uno rompe l'aria con il suo grido perché un tronco gli ha schiacciato il braccio, ha fatto crack come un grosso ramo quando si è spezzato
e io ero piccolino. Uno cade dalla bicicletta legata e quando si alza la manica della giacca strappata e prova a rincorrerci. Uno manda via i bambini e le cornacchie come un fucile caricato a sale. Uno pieno di muscoli e macchie sulla canottiera: Isolina, portami un caffè, dice. Uno bussa la mattina di Natale con una scatola di scarpe sotto braccio: aprite, aprite, è arrivato lo zio, è arrivato, zitto, zitto, dalla Francia, dice, schiamazzando. Una esce di casa coprendosi un occhio con il palmo, mentre con l'occhio scoperto piange. Una ride e ha una grande finestra sui denti davanti. Anche l'altra ride, ma non ha né finestre né denti davanti. Una scrive su un involto da salumiere: sono stufa di stare nel mondo di qua, vado in quello di là. Uno prepara un cartello da mettere sulla sua catasta nel bosco: non toccarli, fatica a farli, c'è scritto in vernice rossa. Uno prepara una saponetta al tritolo da mettere sotto la catasta e il cartello di prima, ma io non l'ho visto. Una dà un calcio a un gatto e perde la pantofola nel fardo. Una perde la testa quando viene la sera, dopo una bottiglia di vino. Una ha la gobba grande e trova sempre le monete per strada. Uno è stato trovato una notte freddissima d'inverno, le scarpe nella neve, i disegni della neve sul suo petto. Uno dice: qui la notte viene con le montagne all'improvviso, ma l'inverno è bello quando si confondono l'alto con il basso, il bianco con il blu. Uno con parole proprie mette su lì per lì uno sciopero destinato alla disfatta. Voi dicete sempre da lavorare, ma non dicete mai venite a tirar paga, ingegnere, ha detto. Ed è già il ricordo di un ricordare. Uno legge Topolino, gli piacciono i film di Tarzan e Stanley e Ollio, e si è fatto in casa una canoa troppo grande che non passa per la porta. Uno l'ho ricordato adesso, in questo fioco di luce premuta dal buio, ma non ricordo che faccia rabbia. Uno mi dice: a questo punto bisogna mettere la parola Amen, perché questa sarebbe una preghiera, come l'hai fatta tu. E io dico che mi piace la parola Amen, perché sa di preghiera, e di pioggia dentro la terra, e di pietà dentro il silenzio. Ma io non la metterei, la parola Amen, perché non ho nessuna pietà di voi, perché ho soltanto i miei occhi nei vostri, e l'allegria dei vinti e una tristezza grande. E adesso, per salutarci, la poesia a cui vi ho accennato prima, che si intitola Ombre. Sono nato al di qua di questi fogli, lungo un fiume. Porto nelle narici il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio di quando nevica, la memoria lunga di chi ha poco da raccontare. Il nord e l'est, le pietre rotte dall'inverno, l'ombra delle nuvole sul fondo della valle sono i miei punti cardinali. Non conosco la prospettiva senza dimensione del mare, e non era l'Italia del 70 chiusa forte, ma una bolla, minuti raddensati in secoli, nei gesti di uno stare fermi nel mondo, cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste di ceppi che erano state un eco di tempo in tempo rincorsa, di falda in falda dentro il buio. E
canto che si stende in questi posti, sulle lamiere di zinco, alle prime luci di novembre, raccoglie l'aria di tutte le albe del mondo, come i semi dei fiori portati, come una nevicata leggera. Ho sognato di raggiungere i miei morti, dove sono le cose che non vedo quando si vedono. Amerigo devoto a Gina che cantava a voce alta alla messa di Natale, il tabacco comprato da Alfredo e Rino che sapeva di stallatico, uomini, donne scampati al tiro della storia, quando i nostri aliti di bambini scaldavano l'inverno, e di là dalle montagne azzurrine, di là dai muri, oltre gli sguardi delle guardie confinarie, un odore di cipolle e di industria pesante premeva, la parte di un'Europa tenuta insieme da chiodi ritorti e pulloni, martelli e chiavi inglesi. Il futuro non è più quello di una volta, è stato scritto da una mano anonima, geniale, su di un muro graffito alla periferia di Udine. Il futuro è quello che rimane, ciò che resta delle cose convocate, nello scorrere dei volti chiamati, aggiungo io. E qui, mentre intere città si muovono sulle piste ramate degli hardware e il presente irrompe con la violenza di un tavolo rovesciato, mio padre torna per sempre nella sua cerata verde bagnata dalla pioggia e schiude ai figli il suo sorridere come fosse eternamente schiuso. Se siamo ancora cosa siamo stati, io sono lo stare di quell'uomo bagnato dalla pioggia che portava in casa un odore di traversine e ghisa e qualche volta la gola di chiusaforte allagata dall'ombra si raduna nei miei occhi, da occidente a oriente, piano piano, a misura del passo del tramonto, bianco. E anche se le voci del mondo si appuntiscono e qualcosa divide l'ombra dall'ombra, meno solo mi pare di andare, premendo un piede dopo l'altro, secondo la formula del luogo, dal basso all'alto, seguendo una salita. Grazie a Pierluigi Cappello, grazie a tutti voi, grazie a tutti i volontari, agli uomini della sicurezza, ai ragazzi del Manzini che ci hanno dato una mano, ovviamente a tutti i relatori. Non è facile ricordarli tutti, gli enti locali, gli sponsor, che a titolo diverso, con modalità diverse, hanno permesso a questo festival di chiudere nel modo migliore possibile, ritengo. La festa della Repubblica del 2 giugno continua per coloro che volessero fermarsi qui, non a San Daniele ma sul territorio, sulla comunità nostra, sulla comunità collinare. C'è la possibilità alle ore 18 all'ospitale San Giovanni di Gerusalemme a San Tommaso di Maiano, qui a 3 chilometri, di ascoltare una lezione del professor Pietro Neglia dell'Università di Udine sul referendum istituzionale e il declino di Casa Savoia. Ricordo ancora che coloro che volessero acquistare i libri di Pierluigi Cappello, dei relatori, possono farlo qui sotto la loggia della Guarneriana, e grazie ancora a tutti voi e buona fortuna a tutti.